You ass! Come here, ass! Fuck! Je m'appelle François. Je m'appelle François. Je suis de Milan. Je suis de Milan. Oh, buongiorno. Non, 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 français, bonjour. 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 Les enfants font une fête. Les enfants. Les enfants. Font. 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 Allô? Jérôme? Oui, ça va? Alors, ce soir. Les enfants font une fête. Les Oui. enfants Oui. Oui. font Les enfants font une fête. Les enfants font du fête. Les enfants font du pet. Les enfants font du fête. Les enfants font du pet. Les enfants font du fête. Les enfants font du pet. Bravo. Bravo. Oh, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Payé. Payé. Ah, payé. 50 €. Hein? 50. Pour les enfants. Pour une fête. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Alla prossima. Bene, grazie, arrivederci. No, français, au revoir. 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 E quindi alla fine vanno pure licenziati. Che sfigato, cazzo. Vabbè, vado fuori a fumare una sigarettina. No. Chi è che me ne offre una? Dai. Io ho smesso. Ma che cazzo dici? Anche te? Che palle, oh. Con un altro che è diventato salutista, ma per piacere. Che cazzo vuoi, scusa? Ma, senti, ne parliamo quando ti è venuto un bel tumore ai polmoni, eh? Cosa? Cosa? Cosa hai detto? Cosa ho detto? Che ho smesso di fumare. Dopo. Ho detto del tumore ai polmoni. E che cazzo c'entra il tumore ai polmoni con le sigarette? Sei scemo? Scusa, cioè, tutti i giorni muoiono milioni di persone nel mondo perché per colpa delle sigarette mi chiedi cosa c'entra col tumore ai polmoni. Muoiono milioni di persone. Scusa. Chiedi il conto? Chiedi il conto. E tu non hai finito? Non mangi? Cosa sei a dieta? No, è che non avevo fame. Scusa, con la gente muore di fame nel mondo non mangi, lasci tutto nel piatto, scusa, ma... Cosa? Dai. Cosa? Cosa hai detto?
Ti ho chiesto se era a dieta. Dopo? Perché la gente muore di fame nel mondo e poi boh, cosa? Ma che cazzo dite? La gente muore di fame nel mondo. Scusate. Fammi toccare, cazzo. Comunque, così va il mondo, bisogna saperle accettare certe cose. Oh, sai quanto ci ho messo io per accettare il fatto che quando nasci la tua madre naturale muore? Cioè, ci ho messo, comunque, però... Muore. Sì, e poi te ne danno un'altra, vabbè. Però comunque... Cioè, tua madre naturale muore e ti danno un'altra madre. Sì, e noi siamo tutti degli androidi. Che cazzo dite? Siete degli androidi. Che cazzo succede? Questo pranzo è un incubo, cazzo. Oddio, non è vero, cazzo. No, dai, dai, stiamo scherzando, dai! Stiamo scherzando! Quindi non è vero questa storia del fatto che ti cambiano la mamma. Ma va! E anche il fatto della fame nel mondo, degli androidi, è una cagata, vero? Ma secondo te siamo degli androidi? Ma smettila degli androidi! Infatti, guarda, si capiva lontano 10 km. Comunque siete dei bastardi perché fate questi scherzi di merda e lo sapete che sono sensibile. Smettila, dai, non possiamo neanche, non si può neanche scherzare, non si può neanche scherzare, sì, può neanche dai. scherzare, può neanche dai. scherzare, può neanche sì, scherzare, dai. può neanche sì, scherzare, dai. può neanche scherzare, 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 può anche 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 scherzare. E siete sposati da molto? Un mesetto. Allora questa è la vostra prima casa insieme. Infatti vorremmo fosse il nostro nido, amore. E può dirlo forte, vedrà che le piacerà. Va, venite da questa parte, vediamo se trovo le chiavi. Che sta con tutte queste case. Vediamo Tanto se... che è vuota la casa? In che senso? Nel senso che tanto che non ci abita più nessuno? Togliamo l'allarme. Wow, che bello qui, Bellissima. Bello anche il pavimento, il soffitto di legno. Molto bello. Poi luminosissimo. E può dirlo forte, doppia esposizione. Il sole sorge da quella parte, fa tutto questo giro qua. Praticamente avete il sole in casa tutto il giorno. Fantastico. Poi 2 piani, 200 metri quadri, riscaldamento autonomo, insomma tutto quello che avete chiesto. E insomma quanto viene? Allora sono 280.000 trattabili. Solo? Allora c'è qualcosa che non va. Lui scherza sempre. La zona però mi sembra tranquilla, no? E può dirlo forte. Certo, siamo un po' fuori città, ma insomma, servitissimo dai mezzi, in mezz'ora siete in centro. Vediamo la casa? Allora, cominciamo dal salotto, vedete, da questa parte, se mi seguite. Ecco, questo potrebbe essere la zona salotto. Col camino anche. Bello. La stanza è ampia, i soffitti sono alti. Volendo si può anche sopparcare là. Eh sì, possiamo fare una biblioteca. Magari. Può dirlo forte, può dirlo forte. Poi qui vedete c'è tutto lo spazio per un bel divano angolare, no? Magari il marito torna a casa stanco dal lavoro e vuole stendere le gambe, allora possiamo metterci anche un bel puff, no? Così un bel televisore, una bella sigaretta. Lui non fuma. Non fumo. Vabbè, una birra. Tesoro, mi porti una birra? La moglie arriva, dai, sedete un po' qua con me.
che tensioni hai? Niente, non hai tensioni. Dai, stai giù con le mani. Io ti mando un po' la difficile. Ma smettila, dai, che ci vedono tutti. Lascia che guardino, ma che te frega, dai. No, amore, dai, poi anche ho mal di testa. Ma cazzo, ma hai sempre mal di testa. Minchia. Bene, da quella parte invece c'è la cucina, se mi volete seguire. Vabbè, comunque vediamo la casa e poi ce ne andiamo, non ti preoccupare. Come potete vedere, la cucina piccola ma luminosissima come il resto della casa, e mentre in salotto avevamo il parquet, qui abbiamo delle mattonelle, vedete? Sì, molto belle. Ma di che epoca sono? Sono degli anni 50. Infatti per quello che i proprietari hanno voluto lasciarle, poi insomma se a voi non piacciono potete cambiarle, non c'è problema. Dicevamo piccolo, ma c'è comunque lo spazio per un tavolino, magari per fare colazione, no? La moglie si sveglia un po' prima, viene qui, prepara la colazione, magari con una sottoveste un po' trasparente, il marito si sveglia un po' dopo perché è un po' dormiglione, arriva con l'alzabandiera mattutina, poi la vede, si ricorda che la sera prima sul divano angolare non gliel'aveva concessa, no? E allora... Ecco la cucina. La cucina ve la lascerebbero, però se vi piace potete tenerla, vedete c'è un sacco di spazio. Gli elettrodomestici. Gli elettrodomestici sono praticamente nuovi, perfettamente funzionanti, vedete il forno, per esempio. Il frigo bello grande, c'è un grande spazio anche per, vedete, per il freezer. Sono una puttana! Puoi dirlo forte! Sono una puttana! Più forte! Sono una puttana! Sì!